Fare questo vaccino vuol dire protezione in caso di contagio e di gravi forme di influenza. Sono molto onorato di essere testimonial fra noi giovanotti. Mino Santin è un giovanotto isolano di 97 anni e all'alba del secolo di vita è diventato il testimonial della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2024-2025 dell'US4 Veneto Orientale, 44.500 dosi, come l'anno scorso, quando questa azienda sanitaria registrò la copertura più elevata in Veneto tra gli ultra 65enni, il 57%. L'influenza è sempre quella, la febbre è sempre elevata, sopra i 38 gradi, c'è sempre un sintomo generale che vuol dire dolori muscolari o sensazione di ossa rotte o grande stanchezza e c'è sempre un sintomo respiratorio o tosse o raffreddore o mal di gola. Ci saranno anche 2 giornate di vaccinazione Open Day. Sabato 27 ottobre e sabato 9 novembre gli ambulatori vaccinali territoriali saranno aperti per le vaccinazioni antinfluenzale e anti-Covid. L'accesso è senza prenotazione, ma è possibile e consigliato prenotare per evitare eventuali code. La vaccinazione è contemporanea, è raccomandata perché i 2 vaccini sono efficaci uguali, non sono reattogeni, si evita di andare 2 volte nell'ambulatorio del medico, quindi conviene farli insieme. Circa 39.000 dosi di vaccini antinfluenzali, quasi il 90%, saranno somministrate dai medici di famiglia e dai pediatri ai propri assistiti e dalle categorie a rischio. 2.000 sono destinati alle case di riposo e 3.500 a operatori di enti e di servizi di primario interesse collettivo, come forze dell'ordine, vigili del fuoco e personale della scuola. Io sono orgoglioso di essere venuto per la conoscenza vostra, soprattutto quella del direttore generale, e consigliamo tutti di fare il vaccino.